Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben trovati sempre qui sul canale più seguito d'Italia a commentare e a seguire il campionato mondiale. Come vedete, prima immagine 3-3, vuol dire che oggi Ding Liren ha vinto contro Ian Nepomniachtchi e quindi è riuscito a pareggiare la sconfitta di ieri. I due giocatori stanno giocando in modo eccellente, come vedete anche dal tabellone qui sotto, o comunque qui accanto a me, che il bianco vince quasi sempre, quindi i due si sapeva che sono giocatori molto creativi che riescono a prendere l'iniziativa dall'inizio fino alla fine, non ti mollano più, ed effettivamente Ding Liren vince da bianco una partita che vedremo tra poco molto bella e pareggia i conti con Ian Nepomniachtchi, che ieri stesso è riuscito a portarsi in vantaggio con una partita altrettanto bella. Per chi ancora non avesse seguito le prime partite, vi invito a seguire i video precedenti, e quindi ci troviamo qui dove Ding Liren si trova con 2 punti, Ian Nepomniachtchi in vantaggio, lui russo con 2800 punti, che deve cercare di non perdere. Solitamente la strategia di questi tornei è che il bianco cerca di prendere l'iniziativa, il nero si difende, gioca solido e cerca di non perdere. D4 per il giocatore cinese, cavallo F6, cavallo F3, e a questo punto a mio avviso c'è una sorpresa, perché il bianco decide di optare per questo alfiere F4 che tanti giocatori scelgono nel momento in cui vogliono giocare una sequenza di mosse solida. Questa apertura, quindi questo alfiere F4 con il cavallo F3, come vedete e come vedremo un po' più avanti, è una sequenza di mosse molto solida che prende il nome di sistema di Londra. Qual è l'idea? L'idea è sicuramente quella di avere un controllo fortissimo qui al centro ed evitare che il nero sin da subito, comunque sia nel giro di poche mosse, riesca a spingere qui in E5. Il bianco dunque da adesso in poi cercherà di impostare una strategia dove è importantissima la conquista di questa casa, e adesso vediamo un po' com'è andata in partita. Pedone C5 per il nero, dunque pedone 3, pedone C5, scelta interessante perché lascia strada libera alla donna che potrebbe anche lei essere protagonista di questa partita. Cavallo C6, cavallo D2 e a questo punto la cattura. Pedone per D4, si rientra verso una linea principale ed è un dettaglio importante per impedire che sia il bianco stesso a catturare per poi eventualmente cercare di entrare in un finale favorevole. Vi mostro una sequenza così per darvi un'idea un po' più concreta. Immaginiamo che qui il nero giochi alfiere F5, il bianco silenziosamente cattura, e quando il nero, il suo avversario, proverà a riprendere questo pedone, il fatto di aver giocato alfiere F5 permetterà al bianco di utilizzare la casa libera che si è creata dopo la cattura, semplicemente portando un cavallo. A questo punto il cavallo si trova in un'ottima casa perché dà fastidio alla parte del lato di re a questo alfiere, e chiaramente lì al centro della scacchiera nessuno lo rimuove più. In caso questo cavallo decida di rimuoverlo, chiaramente la struttura del nero è abbastanza difficile. Il bianco ha catturato un pedone, l'ha difeso, ha un centro compatto, e qui vi dico che dare questa partita, questa posizione a 2 giocatori esperti vuol dire il bianco vince sempre. Tornando dunque in partita, per evitare quelle linee e dunque cercare di sviluppare questo alfiere in percorsi e case molto più semplici, il bianco, o meglio il nero, decide di catturare e dopo la ripresa alfiere F5. Pedone C3, una scelta solida. Se il nero è pronto ad attivare la propria donna sul lato di donna, probabilmente in B6, anche Ding Liren, il giocatore cinese, il più forte giocatore cinese in circolazione, è pronto anche lui a portare la donna in modo attivo lì in B3. Pedone 6, alfiere B5, e questa vi dico che è una mossa che mi sorprende, perché questo alfiere, dopo l'apertura, in teoria è l'alfiere più forte, perché la maggior parte dei pedoni si trovano sul suo colore opposto. Cosa significa? Che se il nero decidesse di attaccare questo alfiere, il bianco, per giustificare la sua mossa, la sua inchiodatura, dovrà catturare. E se io catturo, ricatturo, ho
c'è qualcosa di concreto per il bianco, oppure dal punto di vista strategico potrei soffrire il fatto che sono parecchio debole sulle case chiare. Esiste qualcosa di concreto perché, come vedete, questo pedone C6 comunque sia si trova in una casa scomoda, facilmente attaccabile. La donna potrebbe andare qui, ti attacco il pedone dietro di te, incontro questo re in E8 e chiaramente quell'idea si potrebbe anche collegare a un cavallo che salta lì proprio al centro. Non è una posizione vinta per Dingliren, vinta per il bianco, non è neanche vinta per il nero, però per il bianco è sicuramente molto più facile. Quindi alfiere B5 in realtà vuole catturare, ma cattureremo soltanto se il nero perderà un tempo. Alfiere D6 da parte di Ian Nepomniachtchi, e a questo punto, dopo il cambio, arriva l'arrocco. A6 potrebbe essere una scelta. In questo caso, con molta probabilità, cambio come prima, e se il mio avversario cattura di donna, a questo punto salto in avanti guadagnando un tempo. Il mio cavallo lì al centro della scacchiera è abbastanza forte per affermare che stiamo sicuramente meglio. Tornando alla partita, dopo alfiere per D6 la donna riprende arrocco corto e dunque arrocco e sicurezza del re anche per il grande maestro russo. Torre 1, pedone H6, cavallo E5. Cavallo E5, come avete sentito, tic, quindi questo rumore da tastiera, mossa veramente forte, perché cerca di prendere spazio. Effettivamente il cavallo in E5, così come da premessa, così come dicevo qualche minuto fa, la strategia del bianco gioca tutta sul controllo della casa E5. L'occupazione porterà a un vantaggio di spazio. Cavallo E7, pedone A4 e dopo pedone A6 l'alfiere si nasconde in E1. Guardate che carina questa mossa. Questa mossa è abbastanza tipica. Ogni volta che voi arroccate corto, spostate la torre, come in questo caso qui in E1, l'alfiere ripiega proprio lì accanto al re. Quindi la torre si dice che lasci la casa libera al proprio alfiere. Cavallo D7, vogliamo rimuovere questa bestia, questo cavallo fortissimo lì al centro della scacchiera, ed effettivamente il bianco decide che è il momento di rimuoverlo. È il momento di rimuoverlo, ma nel giro di qualche mossa ne porteremo un altro, o forse faremo lo stesso qui con la manovra cavallo B3, dunque cavallo A5. Pedone A5, blocchiamo la struttura del nostro avversario, donna C7 e a questo punto donna F3. In possibili finali, con possibili semplificazioni, ciò che potrebbe saltare all'occhio è che il bianco si sta preparando ad entrare in una situazione dove la maggior parte dei suoi pedoni sono su casa nera e dunque la conseguenza che la maggior parte dei pedoni del bianco, o meglio la maggior parte dei pedoni del nero, sono su casa bianca. Questo ne deriva che l'alfiere del nero è sicuramente un alfiere cattivo, quindi più pezzi cambiamo, più quest'alfiere sarà difficile da gestire, semplicemente perché avrà meno diagonali sulle quali giocare. La partita prosegue, torre C8, torre A3, interessante per sfruttare l'occupazione della casa B6. Quando giocate contro un pedone arretrato, come potrebbe essere questo pedone B7, manovrare contro quel pedone è sicuramente qualcosa di molto utile e forte. Dicevo prima che i possibili finali sono favorevoli al bianco, entrambi lo sanno, e quindi il bianco propone il cambio delle donne, ma il nero dice ok, ci hai provato, me ne vado via. Pedone H4, torre 8 e a questo punto cavallo C5. Quando giochiamo contro un pedone arretrato è importante bloccarlo. Bene, ci siamo riusciti. Come vedete questo pedone in A5 è fondamentale perché un pedone ne blocca due. A questo punto potrebbe essere importante manovrare i nostri pezzi contro la debolezza. Pedone 5. Nepomniachtchi è consapevole che la partita sta prendendo una brutta piega e dunque cerca di creare un po' di tattica, sfruttando il fatto che il pedone centrale in questo momento si trova un po' in sovraccarico perché deve mantenere il contatto con il cavallo in E5. Torre B3, attacco il pedone, cavallo per A5 e a questo punto torre per E5. Intermedia perché tu mi stai attaccando la torre, quindi io voglio spostare la torre, ma prima ti attacco la donna. Donna F6, torre A3 e a questo punto, raggiunta questa posizione, la fotografia della scacchiera ci potrebbe far venire in mente che il bianco si trova in una situazione leggermente favorevole.
Per quale motivo? Perché è stato l'unico a portare 2 pezzi fisicamente nella metà scacchiera avversaria. Dunque il bianco qui ha più spazio. Pedone H5 aumentando il suo controllo di spazio finché si cerca di essere anche materialisti. In fondo lo spazio, più spazio abbiamo, più possibilità abbiamo che il mio avversario non abbia delle manovre concrete e quindi il guadagno di materiale è semplicemente una conseguenza. La partita prosegue. Chiaramente dopo cavallo D6 il nero potrebbe catturare, ma torre per E8, scacco intermedia risulterebbe essere vincente. La donna in D6 non è più difesa. Quindi questo cavallo in D6 è un pezzo irremovibile e quindi resterà lì per un bel po' di mosse. Il gioco prosegue, torre donna per B2, ti attacco la torre si sposta lì in A5 e dopo re H7, mossa pratica, qual è l'idea? L'idea è non subire gli scacchi sulla prima traversa e quindi si sposta in una casa dove la diagonale, quindi quel percorso, l'unico percorso col quale possiamo attaccare quel re, in realtà non funziona. Torre C5, donna a scacco, il re si sposta, pedone F6. Ok, sulla spinta ho qualche dubbio, perché in fondo è vero che questo è un pedone che era attaccato, però comunque sia, magari manteneva un po' più chiusa la traversa contro il re del nero. Donna G3, pedone A5, dunque cavallo per C4. Il materiale dice il bianco ha pedoni in più. Dal punto di vista pratico, questo pedone potrebbe cercare di essere il controgioco, fare un po' la differenza. Il nero, Ian Nepomniachtchi, ci prova. Questo pedone potrebbe arrivare lontano, se non fosse che ci sono delle minacce concrete che si chiamano scacco matto. Come vedete i pezzi del bianco si coordinano facilmente contro l'avversario. Cavallo E3, alfiere B1, dunque torre C7, prima minaccia di matto. Se io minaccio matto non resta altro che difendere, Nepomniachtchi è costretto a giocare torre G8. Cavallo D5, re H8 e a questo punto torre A7 bloccando l'unica speranza, l'unico controgioco del nero. Pedone A3, cavallo E7, minacciando la torre, minacciando degli ingressi e minacciando il fatto che quando questa torre va via ho una coordinazione fortissima sulla casa G7. La torre si sposta, pedone D5, pedone A2 e a questo punto donna C7. Ci sono tante idee possibili, ma questa probabilmente è la migliore. Qual è l'idea? Cavallo scacco intermedia, lasciando strada libera a questi pezzi che coloro di verde che si spostano in direzione G7. Se la donna difesa dalla torre cattura G7 siamo in presenza di scacco matto. Re H7, cavallo G6, chiaramente torna di nuovo in essere la minaccia di scacco matto e torre G8 continua nuovamente a essere l'unica possibile difesa. A questo punto il bianco, quindi Ding, trova una mossa veramente affascinante che è questa. E qualcuno dirà, beh, se prima minacciavo matto ma lui ha difeso, che cosa minaccerà mai questa donna F7? E donna F7 in realtà mi sta minacciando matto. E adesso vi mostro in quale motivo, con quale ordine. E immaginiamo che il nero giochi questa mossa qui. Adesso il matto viene dopo il sacrificio di torre. Io ti catturo, tu mi riprendi, scacco sulla traversa, il re si sposta, cerca di scappare, di fuggire, andare verso percorsi migliori, ma arriva torre F8. Scacco matto. Il ruolo, quella spinta del pedone in D5 che sembrava una delle tante mosse di pedone che possiamo fare in medio gioco, effettivamente crea la gabbia insieme a un cavallo difeso da un pedone e una torre pronta a coordinarsi con tutti quanti per creare appunto il matto. Rivediamo questa partita incredibile da parte di Ding contro Nepo. Adesso pensandoci un po' meglio, forse è il caso di chiamarlo Nepo per non sbagliare pronunce e per non leggere i primi commenti che diranno beh, non si dice Nepomniachtchi, si dice Nepomniachtchi e così via. Quindi Ding contro Nepo al 6° turno del campionato mondiale. La partita inizia in questo modo, sistema di Londra, C5, scelta pratica, vogliamo dar fastidio al centro, pedone 3, cavallo C6 e adesso cavallo D2. Il nero vuole posizionare il proprio alfiere lì in F5, quindi avviene la cattura, la ripresa e alfiere F5.
Il bianco prosegue con pedone C3, come vedete da frecce, e vi ricordo che entrambe le donne vogliono dire la propria lì sul lato di donna, e quindi la spinta del pedone C3 riesce in questo. Arrocco corto per entrambi, torre 1, vogliamo prendere spazio con cavallo E5, che è la mossa tipica di questa apertura, cavallo E7, pedone A4. La partita prosegue verso questi binari, in cui dopo la semplificazione Ding, giocatore strategico e posizionale incredibile, blocca la struttura del pedonale avversario. Donna C7, donna F3, e per qualche mossa il bianco a poco migliora la sua situazione. Propone dunque un cambio delle donne che il nero Nepo non può accettare, e quindi dopo donna E7, H4, torre 8, cavallo C5, dunque E5 cercando controgioco, cercando, ricordo una volta in più, di sfruttare il sovraccarico del pedone di 4. La partita prosegue torre B3, cavallo per A5, torre per E5 di forza intermedia conquista un'iniziativa che il giocatore cinese non molla più. Fiere per C4, pedone per C4, H5, ti attacco l'alfiere che si sposta, e dopo cavallo per B7 e donna B6 sembrerebbe che questo alfiere è un po' alle strette, se non fosse per cavallo D6, mossa molto bella, con la quale questa donna indirettamente difende il fortissimo puledro del bianco lì nella casa centrale di 6. Torre per E8, e donna per E5, donna per B2, torre A5 e così via. La partita prosegue, come vedete scacco, il nero scaccia la donna da quella diagonale, donna G3 cercando di coordinarsi sulla settima traversa con quella torre che è subito pronta a minacciare scacco matto, così come è andata in partita, torre C7 minaccio matto obbligando la passiva torre D8. Cavallo D5, minaccio cavallo per F6, scacco sfruttando l'inchiodatura, quindi re H8, la torre attacca il pedone che viene spinto, cavallo E7, torre F8 e dopo D5 Ding, giocatore furbo, cerca di sfruttare questa coordinazione a rete di matto ed effettivamente dopo donna C7 la minaccia a spostare questo cavallo che per quanto è forte da adesso in poi lo chiamerò Pegasus, e quindi siamo a fine video ed effettivamente questo cavallo fortissimo va in G6 e non resta altro che dopo torre F8, donna F7 dare la mano all'avversario, abbandonare e riconoscere che il bianco abbia vinto, e dunque 3-3 in questo incredibile mondiale ancora molto incerto. Io pensavo che Nepo dopo le prime partite fosse strafavorito, personalmente pensavo che fosse lui il favorito in questo scontro, ma adesso dopo il 3-3 è una battaglia psicologica che continua. Bene, spero che vi sia piaciuta, tutto molto avvincente, appuntamento alla prossima, ciao!